Va ora in onda Lettera 150 per il sì. Docenti ed esperti spiegano il referendum sulla riforma della giustizia. Buongiorno professor Azzoni e buongiorno Pier Vittorio Scimia. A voi la linea. Grazie Natalia, buongiorno al professore, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovato, veramente. Grazie mille professore, grazie a voi tutti che siete in ascolto. Allora oggi lunedì 23 febbraio, questa quarta puntata del nuovo programma di Radio Libertà dal titolo Lettera 150 per il sì. Vi ricordo che appunto il programma sarà in onda ogni lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 16. Verrà intervistato un esponente del comitato di Lettera 150 per il sì. Potete seguirci oltre che dal canale DAB della radio anche dal sito della radio. Ed è di nuovo con noi il professor Giampaolo Azzoni, professore ordinario di teoria generale del diritto, già prorettore vicario dell'Università di Pavia, e se vi ricordate era stato nostro ospite proprio nella prima puntata di questo nuovo programma. Allora professore, siamo veramente onoratissimi di riaverla con noi e ricordiamo brevemente il suo ricchissimo curriculum per chi appunto poi non l'avesse rivisto. È stato dal 1 ottobre 2019 al 30 settembre 2025 prorettore vicario dell'Università di Pavia. Tra i tanti progetti seguiti in questa veste è stato anche coordinatore del progetto di corso di laurea in intelligenza artificiale e nel 2025 è stato nominato socio onorario dell'Associazione Nazionale Carabinieri per le collaborazioni sviluppate tra l'Arma e l'Università di Pavia. E allora professore, vengo subito alla prima domanda perché insomma torniamo con lei ad analizzare questi principali nodi interpretativi della riforma, cercando ovviamente poi di comprendere quali scenari potrebbero aprirsi a seguito dell'esito referendario. E le chiedo subito, ecco, una delle critiche più ricorrenti riguarda questo timore secondo cui la riforma potrebbe ampliare la capacità dell'esecutivo di incidere sull'autonomia della magistratura e di addirittura esercitare un controllo. Ecco, può aiutarci a chiarire quali elementi di questa riforma potrebbero alimentare questa preoccupazione, e forse una preoccupazione abbastanza infondata, ecco. Guardi, buongiorno innanzitutto a tutti, sono lietissimo di essere qua perché credo veramente che questa sia un'occasione importante per tutti gli italiani di dare un contributo significativo a una giustizia più giusta. Quindi ogni cosa che facciamo per parlare di questo referendum, per svilupparne i contenuti è estremamente positivo per il Paese e per tutti noi. Quindi ben venga e grazie a Radio Libertà di ospitare queste trasmissioni. Guardi, quanto lei diceva adesso, cioè che secondo alcuni la riforma della Costituzione che siamo chiamati ad approvare attraverso il referendum sarebbe una riforma che va a controllare dal punto di vista politico i magistrati o addirittura a prevedere un controllo del governo sui giudici o i pubblici ministeri. Bene, questa è una delle accuse, come lei ben ha anticipato, più infondate che ci siano. Io invito anche qua pubblicamente qualsiasi persona sostenitrice del no o in genere qualsiasi esperto a dirmi in quale punto della riforma vi sarebbe questo rischio. Questa era anche l'obiezione critica, no? Che questa riforma porta verso un controllo del governo, da parte del governo e della magistratura. Questa era anche la posizione di Alessandro Barbero, che intervenne proprio con un video a denunciare ciò. Ovviamente da più parti si è detto a Barbero: scusa, indicaci quale sarebbe il punto della riforma, e in effetti non ha saputo indicarlo e sfido chiunque a indicarlo, perché se c'è una cosa che questa riforma fa è esattamente il contrario, cioè cercare di sottrarre il più possibile la magistratura dal controllo della politica. E se noi andiamo a vedere proprio le norme che riguardano questo referendum, che sono norme relative soprattutto al Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche alla nuova istituita Alta Corte Disciplinare, bene, noi vediamo che la composizione di questi organi è una composizione che non vede in alcun modo coinvolto il governo. Quindi a differenza di quanto avviene in altri paesi, dove abbiamo in organi analoghi magari un rappresentante del Ministero della Giustizia. Bene, questo non avviene. Anzi, sia nel Consiglio Superiore della Magistratura, sia nell'Alta Corte Disciplinare, la maggioranza dei componenti è ancora
stabilmente presso i magistrati. Quindi, ma scendendo un po' nel dettaglio per chiarirci meglio le idee, andiamo a vedere il Consiglio Superiore della Magistratura, che diventeranno due, no? Uno il Consiglio Superiore dei giudici e l'altro dei pubblici ministeri. Bene, noi andiamo a vedere che abbiamo alcuni componenti di diritto. Chi sono questi componenti di diritto? Il Presidente della Repubblica e rispettivamente il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione. Cioè di diritto entrano due magistrati, un magistrato in un CSM e l'altro magistrato nell'altro CSM, e Presidente di entrambi è il Presidente della Repubblica, quindi non c'entra in alcun modo il governo. Ma se noi andiamo a vedere poi i componenti non di diritto, cioè i componenti che vengono nominati, bene, noi vediamo che si conferma quello che già è oggi, cioè che 2/3 dei componenti non di diritto sono dei magistrati. E 1/3 di questi componenti non di diritto, 1/3, quindi non 2/3, ma 1/3, sono i cosiddetti membri laici, cioè quelli che vengono espressi, ma da chi? Non dal governo, ma vengono espressi dal Parlamento in seduta comune. E tra l'altro anche questo non vengono espressi direttamente, non vengono eletti, ma il Parlamento in seduta comune elabora una lista, fa un elenco di aventi diritto per entrare nel CSM e vengono successivamente sorteggiati. Quindi abbiamo anche un ulteriore filtro. Pertanto, se c'è una cosa di cui essere certi, è che questa riforma non porterà in alcun modo a un rafforzamento della politica o nello specifico dell'esecutivo o del governo sulla magistratura, ma proprio il contrario. Se noi andiamo a vedere anche l'altro organo che viene istituito, cioè l'Alta Corte Disciplinare, bene, l'Alta Corte, 15 componenti, di questi 15 componenti, di questi 15, ben 9 su 15 sono magistrati, sono magistrati. Quindi, dei restanti 6, 3 sono nominati dal Presidente della Repubblica e 3 sono nominati di nuovo dal Parlamento con quel meccanismo che ho detto, cioè un elenco individuato dal Parlamento e quindi il sorteggio. Pertanto nell'Alta Corte di Disciplina noi abbiamo solamente 3 su 15, ripeto 3 su 15 componenti che in qualche modo fanno riferimento alla politica, ma anche questi in maniera molto molto indiretta, perché vengono sorteggiati sulla base di un elenco. Pertanto, anche per l'Alta Corte disciplinare, noi possiamo dire che non v'è alcuna influenza dell'esecutivo. Quindi, se c'è una cosa veramente che io sfido pubblicamente qualcuno a smentirmi, è che l'idea che questa riforma porti a un controllo del governo sulla magistratura è totalmente infondata. Allora Barbero, che aveva recepito questa critica, ha detto sì, mi sono sbagliato, non è il governo, ma il Parlamento che nomina la politica, bene, lui ha detto in un video più recente di una conferenza fatta a Milano alla Casa della Cultura, ha detto c'è la possibilità però che questo avvenga. Bene, però anche questa possibilità è una possibilità che non si basa sulle norme. Certo, se cambieranno in futuro di nuovo la Costituzione, se cambieranno, allora noi possiamo effettivamente magari pensare che sarà un futuro in cui, ma è un futuro che non ha alcun rapporto con i cambiamenti che verranno introdotti. Quindi non è una reale possibilità. Quindi anche il termine possibilità è usato in termini impropri, perché possibilità significa che è un evento che può accadere sulla base dell'esistente. Bene, sulla base dell'esistente che verrà ad essere con la riforma non potrà mai accadere che vi sarà un controllo del governo sulla magistratura e quindi resta totalmente confermato l'articolo 104, primo comma della Costituzione, che dice la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Autonomo e indipendente da ogni altro potere, quindi autonomo e indipendente dal governo, autonomo e indipendente dalla politica, autonomo e indipendente dal legislativo, cioè dal Parlamento e tutta la rappresentanza democratica. La magistratura continuerà ad essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, anzi lo sarà di più, sarà ancora più autonomo e indipendente. Chiaro, chiarissimo, perché invece appunto certi media ci stanno inondando dei predicozzi di questi volti noti dello spettacolo, comunque non giuristi, che sono schierati per il no.
Ma invece, professore, Ma i io favorevoli invito, al guardi, mi sì scusi se interrompo, io sostengono invito di sì, nuovo prego. e invitiamo noi in ogni contesto a dirci, scusami, mi fai vedere dove questo sarebbe scritto? Dove sarebbe scritto che c'è un controllo del governo della politica? Sono tutte persone che non hanno mai nemmeno preso in mano il testo della riforma e si basano unicamente sui pregiudizi di natura politica. Quindi per fare un dispetto al governo attuale, per fare opposizione, allora votano no. Però questo è un grave errore, perché votare al referendum sulla base unicamente dell'avversione o del favore a un governo significa non capire qual è l'oggetto del referendum. Il referendum non riguarda questo o quel governo, ma riguarda queste o quelle norme. Pertanto dire io sono a favore o sono contrario, perché sono a favore o sono contrario al governo è sbagliato. Occorre essere favorevoli o contrari sulla base delle norme. Chi è contrario dica effettivamente, indica, deve indicare quali sarebbero le norme che portano a un controllo del governo. Mi scusi, l'ho interrotta, ma a questo ci tengo, No. indicatecelo. Si figuri, anzi, mi scusi lei prima per l'interruzione, ha ragione. Ma invece, professore, riguardo ecco una tesi espressa dai favorevoli del sì, no? Che appunto ripetono che questa riforma alla fine si inserisca poi in perfetta continuità anche con il modello accusatorio che era stato introdotto nel nostro ordinamento. Ecco, in che senso può spiegarci? Queste modifiche proposte vanno giudicate proprio coerenti con questo impianto? Sì, guardi, questo è un tema un po' tecnico, ma adesso lo voglio un attimo spiegare in modo, almeno per quanto riesco, il più semplice possibile, ma che riguarda la vita di tutti noi, di noi cittadini. E cioè, in Italia per un lungo periodo c'è stata una forma di processo che è una forma di processo che ereditavamo direttamente dal fascismo, cioè un processo in cui la figura del giudice si identificava addirittura con quella dell'accusatore, in cui pertanto l'imputato era veramente di serie B rispetto all'accusa. Viene chiamato il cosiddetto modello inquisitorio, che è un po' il modello della Inquisizione, ecco, il modello che noi abbiamo effettivamente in tutti gli stati totalitari. Allora, qualcuno magari si ricorda quel bel film di Nanni Lloyd, Detenuti in attesa di giudizio, oppure vicende come quella del povero Tortora. Bene, sono tutte vicende che sono state rese possibili dal fatto che per lungo tempo in Italia vi è stato un processo che era proprio lo stesso processo che c'era all'epoca del fascismo. La cosa era così chiara che se noi andiamo a prendere la Costituzione italiana e vediamo le disposizioni transitorie in fondo alla Costituzione, la disposizione settima dice appunto che l'ordinamento giudiziario dovrà essere adeguato alla Costituzione. Cioè, quando nel 48 si fece la Costituzione, i costituenti erano consapevoli che il processo che c'era in quel momento in Italia era il processo tipico del fascismo, tipico del totalitarismo, dove l'imputato non ha di fatto diritti, ma è sottoposto all'azione, alle indagini di una magistratura in cui non si distinguono bene il giudice e l'accusa. Allora, anche sulla base ovviamente di tutta una serie di male giustizia, di quel caso Tortora era un caso emblematico, ma non solo, in Italia si adottò venne emanato nel 1988, ecco, un nuovo codice, un nuovo codice di procedura penale, un nuovo modello di processo, che è il modello cosiddetto accusatorio. Cosa significa il modello accusatorio? È un modello in cui chiaramente sono distinti i ruoli dell'accusa e del giudice, cioè non sono più in qualche modo mescolati giudice e accusa, ma sono chiaramente distinti. Ecco, questo è il modello accusatorio che ha trovato in qualche modo attuazione in parte appunto col nuovo codice, magari non integralmente, ma in misura significativa col nuovo codice di procedura penale. Infatti se noi andiamo a vedere la legge delega che ha alla base del nuovo codice di procedura penale, la legge delega dell'87, si dice appunto che il nuovo processo penale dovrà avere i caratteri del sistema accusatorio. Ecco, questo è stato addirittura costituzionalizzato, cioè messo dentro la Costituzione nel importantissimo articolo 111 della Costituzione, che appunto
rende centrale il principio del giusto processo che è quello accusatorio, quello cioè in cui, come dice la Costituzione, c'è un contraddittorio tra le parti e l'accusa e la difesa operano, dice la Costituzione, in condizione di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Ecco, se vogliamo, tutta la riforma costituzionale che siamo chiamati ad approvare col referendum non è altro che un tentativo di conformare, di adeguare l'ordinamento giudiziario ai principi del giusto processo. Cioè un processo in cui le parti operano in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale e nel contraddittorio tra di loro, cioè superando quel modello in cui il giudice e l'accusa in realtà sono più o meno la stessa cosa, cioè la magistratura opera in qualche modo integrato, per cui io mi devo rimettere unicamente alla loro azione. No, il processo accusatorio dice c'è l'accusa e sullo stesso livello di parità c'è la difesa e c'è un giudice terzo e imparziale. Questo è lo straordinario articolo 111 che è diventato un principio della Costituzione, un principio fondamentale. Infatti, un piccolo inciso, i fautori del no tutti sono portati a svalutare questo articolo 111. Addirittura Travaglio nell'ultimo libro dice che è incostituzionale l'articolo 111, che è una cosa incredibile, come si fa a dire che è incostituzionale un articolo della Costituzione? E invece è un principio fondamentalissimo. Ma chi è favorevole al no lo svaluta. Perché? Perché la nuova riforma non è altro che un tentativo di rendere ancora più efficace il principio del giusto processo, cioè il modello accusatorio. E perché? Perché la riforma, separando le carriere del giudice e del pubblico ministero, prevedendo 2 consigli superiori della magistratura distinti, uno per il giudice, uno per il pubblico ministero, bene, favorisce effettivamente quella distinzione di ruoli che il giusto processo e il modello accusatorio presuppongono e in modo particolare favorisce pertanto che le parti siano in condizioni di parità e quindi che l'imputato non sia in qualche modo meno parte, non sia meno rilevante dell'accusa, ma operi sullo stesso livello. Quindi andare a votare sì significa non solamente difendere alcune regole nuove di carattere in qualche modo organizzativo, ma significa difendere un modello di processo che è un modello di processo più attento ai diritti della persona, ma non solo, agli stessi diritti della vittima, ai diritti dell'imputato, cioè ai diritti di tutti i cittadini diversi dal giudice e dal pubblico ministero. Quindi difendere la nuova riforma significa difendere il modello accusatorio del processo, che è il modello più coerente, anche se in Italia purtroppo non attuato in modo integrale, però il modello più coerente con una giustizia di un paese democratico e liberale. Non è un caso che i fautori del no, lo sottolineo nuovamente, siano in realtà un po' nostalgici di un periodo anteriore in cui la magistratura operava in modo indistinto tra giudice e pubblica accusa e quindi in realtà siano critici del modello accusatorio, di cui mettono in evidenza tutti i limiti, dicono che non è stato integralmente attuato, che in Italia in realtà non c'è un vero modello accusatorio. Tutti, in qualche modo, elementi che in realtà hanno come scopo quello di non presentare un modello di processo che sia adeguato ai diritti della persona, ai diritti dell'imputato, ai diritti della vittima. Quindi difendere la legge costituzionale che siamo chiamati ad approvare con referendum significa difendere un modello di processo che è un modello di processo rispettoso effettivamente di quello che sono le regole corrette che devono presidiare questo ambito fondamentale della vita civile. Ecco che quindi votare sì significa dire anche sì al processo accusatorio, cioè sì al processo che tutela i diritti.
Esattamente, per il sì, proprio perché le parti devono potersi esprimersi, no, in parità, si devono confrontare davanti a un giudice terzo, si è schierato persino Tonino Di Pietro, che l'ha ricordato poi ieri nel duello proprio a Che tempo che fa, nel programma condotto da Fabio Fazio su 9, confrontandosi con Gerardo Colombo, invece schierato per il no, gli ex PM protagonisti entrambi di quella stagione di Mani Pulite. Ma invece, professore, ecco, torno sul tema del sorteggio che già prima ha trattato, no? Più che altro per capire come mai, ecco, visto che alcuni media sembrano più interessati e impegnati a produrre, diciamo, una omologazione di fondo per il no, piuttosto che poi a far conoscere il quesito referendario nella sua interezza, a far maturare una vera consapevolezza negli elettori, ma più che altro perché, ecco, riguardo questa composizione del CSM dell'Alta Corte Disciplinare ci sono delle modalità di sorteggio diverse, come ci aveva accennato prima, sia per i magistrati che per i componenti di nomina parlamentare. Ecco, qual è la logica istituzionale che giustifica questa differenziazione? Quali effetti poi potrebbe dispiegare sul funzionamento complessivo di questi organi di garanzia? Sì, guardi, tocco un tema importante perché una delle critiche che vengono fatte spesso a questa riforma costituzionale, che invece è molto positiva, è che la riforma costituzionale prevederebbe un vero sorteggio per i rappresentanti dei magistrati e invece un sorteggio pilotato, dicono loro, per i rappresentanti della politica. Ecco, questo ovviamente non è corretto, ma c'è effettivamente una diversità nelle modalità del sorteggio, ma questa diversità è una diversità giusta, coerente dal punto di vista della Costituzione. Prendiamo, per capirlo è molto semplice, prendiamo le regole del CSM, ma la stessa cosa vale con poche varianti per l'Alta Corte di Disciplina. Bene, come ho detto, il CSM, oltre ai membri di diritto, Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione, il suo primo Presidente, Procuratore Generale, oltre ai membri di diritto, un terzo dei componenti è di provenienza dal Parlamento, cioè nominato dal Parlamento, e 2/3 dalla magistratura. Ma entrambi, sia quelli di provenienza parlamentare sia di quelli di provenienza della magistratura, sono sorteggiati. Però c'è una differenza. Mentre nel caso dei magistrati la Costituzione, la riforma costituzionale dice che vengono sorteggiati demandando poi successivamente alla legge di stabilire esattamente le modalità con cui questo sorteggio deve avvenire, nel caso dei rappresentanti di nomina, chiamiamolo parlamentare, bene, si dice che il sorteggio avviene sulla base di un elenco stabilito dal Parlamento. Cioè il Parlamento in seduta comune stabilisce un elenco di persone sorteggiabili e poi lì avviene il sorteggio. E allora i critici dicono, però guardate, mentre i magistrati li pescate nel mucchio, invece i politici vengono sorteggiati sulla base di una lista predeterminata. Ecco, questa accusa è un'accusa in realtà che non ha fondamento per due ragioni. La prima ragione è questa, cioè che è molto diverso sorteggiare i magistrati proprio come platea di sorteggiabili rispetto a sorteggiare i rappresentanti di provenienza parlamentare. Perché mentre i magistrati sono persone che hanno superato un concorso, sono persone che sono in ruolo, sono persone che hanno tutte le competenze amministrative e di conoscenza della magistratura, tutte, che gli consentono di esercitare il loro ruolo. Pertanto, quando io pesco tra i magistrati, io pesco una persona che ha superato un concorso, che è competente della sua materia, che è nel ruolo della magistratura, una persona che ha un potere enorme di compiere molti atti, ha un potere per esempio di arrestare dei cittadini, ha un problema di condannarli, di privarli della libertà, ha enormi poteri. Bene, queste persone sono tutte persone che sicuramente sono in grado di fare quell'opera di alta amministrazione, ma sempre amministrazione si tratta, del Consiglio Superiore della Magistratura. Mentre invece gli eleggibili della parte in qualche modo nominati dal Parlamento, gli eleggibili, e lo dice la Costituzione del 1948, cioè proprio il primissimo testo di Costituzione, dice, e viene confermato, gli eleggibili sono i professori universitari di
di materie giuridiche, e questo vabbè, presumiamo che siano tutti preparatissimi, perché io lo sono, ma anche tutti gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Cioè i rappresentanti nominati al Parlamento possono appartenere a queste categorie: professori universitari e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Ma sapete quanti sono la somma di professori universitari e avvocati con 15 anni di esercizio? Bene, la stima che si fa è che siano più di 80.000 persone. 80.000. Ora, è evidente che invece io sono chiamato, che non tutte queste 80.000 persone saranno espertissime o esperte di quelli che sono i problemi della giustizia, dell'ordinamento giudiziario, perché non è per loro, per molti di loro, il loro mestiere. Ecco che quindi è molto corretto che si individui un elenco all'interno di questi 80.000, un elenco entro cui effettuare il sorteggio. Perché? Perché mentre i magistrati, ovunque io pesco persone che hanno quelle conoscenze, nel caso di 80.000 tra avvocati e professori io devo restringere l'elenco di quelli che sono sorteggiati a persone che sicuramente conoscono i problemi della giustizia, dell'ordinamento giudiziario. Non posso mandare una persona presa effettivamente senza queste competenze. Questa è la prima ragione, una ragione fattuale, cioè si tratta il sorteggio in qualche modo sulla base di un elenco, nel caso dei rappresentanti politici, è perché si tratta di scegliere persone che siano effettivamente capaci, conoscano le cose, mentre invece un magistrato ha superato un concorso su quelle cose, esercita la funzione, è evidente, si presume che sia competente in quelle cose. Ecco, faremmo torto ai magistrati pensare che non siano in grado di farlo, è una grave offesa dire una cosa, dire il contrario. Ma c'è anche una seconda ragione più costituzionale, ancora più importante, anche se apparentemente più sottile. Cioè che è diverso il ruolo, la funzione, il ruolo che hanno i rappresentanti dei magistrati nel CSM dal ruolo e la funzione che hanno i rappresentanti dei politici nel CSM. Perché mentre il ruolo dei magistrati è un ruolo appunto di amministrazione, il ruolo dei laici, dei politici, chiamati laici, è anche un ruolo di amministrazione, sono lì per quello nel CSM, però in virtù, in qualche modo, del fatto che portano il loro taglio, la loro espressione, la loro prospettiva di natura eminentemente appunto democratica. Cioè quello che si voleva evitare e la Costituente voleva evitare è che il CSM sia un luogo di una casta chiusa, così disse Giovanni Leone. Non vogliamo trasformare il CSM in una casta chiusa in cui sono solo i magistrati. Il CSM deve essere aperto alla società, alla sensibilità democratica. Ecco che allora la componente di provenienza parlamentare deve essere una componente che in qualche modo rispecchi anche questo orientamento. Attenzione, non partitico, però democratico. Ecco che allora consentire di formulare una prima lista, un primo elenco di eleggibili al Parlamento è anche un modo per tutelare un principio costituzionale fondamentale, che il CSM non può essere un luogo in cui siano solamente una componente tecnica dei magistrati, ma ci deve essere anche un tema di sensibilità democratica, di legittimazione democratica. Attenzione, non partitica, tant'è che sono appunto nominati dal Parlamento in seduta comune, è individuato un elenco e poi vengono sorteggiati. Ecco, io credo che questo sia veramente un buon equilibrio, in quanto la partiticità è ridotta al minimo, però si conserva un elemento di collegamento democratico. Quindi allora, sia per ragioni in qualche modo di competenze tecniche, sia anche per un radicamento, per la legittimazione democratica del CSM, è giusto che nel caso dei rappresentanti di nomina parlamentare il sorteggio sia fatto sulla base di un elenco stabilito dal Parlamento, mentre invece nel caso dei magistrati, ecco, questo elenco avrebbe poco senso perché la rappresentanza è di natura tecnica e i magistrati sono onestamente, è difficile negarlo, competenti nella materia che il CSM amministra. Grazie mille professore per la sua analisi chiarissima, estremamente approfondita. Vorremmo anche rivolgere un'ulteriore domanda, ma il tempo è tiranno, proprio Cronos che divora tutto, infatti sono già le ore 16, quindi grazie ancora professore, grazie, veramente complimenti per questa chiarezza
E grazie a Natalia, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato. Vi lascio solo con questa frase di Gaia Tortora nell'intervista che ha rilasciato oggi alla Verità. Vi ricordate, figlia di Enzo, che ha ripercorso la vicenda che ha toccato suo padre, ha detto: questo non è un referendum contro, ma a favore di una magistratura e di un suo corretto funzionamento. E allora grazie ancora professore, grazie Natalia, grazie a tutti voi, buona continuazione qui su Radio Libertà. Grazie a voi. Avete ascoltato Lettera 150 per il